Ben ritrovati amici di Diffusion e di DTV, buon martedì a tutti voi, un martedì piccante, un martedì pepato, diciamo così, un po' spicy, come ogni martedì che si trascorre in compagnia di Paola Assini e dei suoi ospiti in Love. Questa puntata è dedicata alle esperienze, alle diverse esperienze che si devono fare prima di incontrare il partner giusto. Ci trasferiamo quindi da Paola allo studio 1. Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Love. Abbiamo un argomento molto particolare e un pubblico degli ospiti molto particolari. Intanto presentiamo il nostro psicologo, il dottor Emilio Gerboni. Grazie. Salve. Emilio di essere qua e iniziamo a presentare quelli che sono gli ospiti che ci daranno il loro preziosissimo contributo. Partiamo da Simonetta, 53 anni, benvenuta Simonetta. Buonasera a tutti. Buonasera a te, parliamo di Pietro, oltretutto corredato di uno strumento meraviglioso, quindi poi ci dirai. Pietro, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, anche a te, 58 anni, e presenta anche la tua, insomma, hai un aggeggio qua sulle gambe, sì, quindi. Questo è... Cominciamo subito. No, l'aggeggio nel senso questo meraviglioso strumento musicale, adesso insomma non è che... molto poco, però evidentemente... no, ma io entro in empatia. Subito. No, questa qua è una corna musa scozzese, visto l'argomento della giornata, corna e musa ci sta, voglio dire, sostanzialmente. Beh, meglio lo strumento musicale che una musa in carne ed ossa, che stiri le corna, magari ti fa pure le corna. E che magari te le fa esattamente anche lei, e magari diventa più brava a suonare lo strumento. Va bene, questa è la spiegazione semantica, appunto, come dicevo prima, della presenza di questo strumento qui con noi. Poi ce ne darai un assaggio, mi auguro. No, beh, insomma, posso assaggiare? Buono, no, grazie. Sì, volentierissimo, grazie. Perfetto. Poi abbiamo Luca, ben ritrovato, 22 anni. Ciao. Ciao Luca, Nicole, 18 anni. Buonasera. Ciao, ben ritrovata. E poi abbiamo anche Serena, anche Ciao. lei 18 anni. Quindi abbiamo i teen da una parte e una coppia anche nella vita, quindi che ci può delucidare di quelle che sono appunto le dinamiche. 3 volte teen, giustamente, ma 3 è numero perfetto, quindi speriamo di farne anche 4 e 5. Allora, stasera parliamo di... Ma come si può definire? Partner multipli? Sì, diciamo che potrebbe essere un'accezione, nel senso che passiamo quindi da un argomento che potrebbe essere apparentemente più leggero, quello di oggi, quindi assolutamente, ma sempre molto importante, perché il nostro obiettivo è anche quello di andare a togliere quelli che sono dei potenziali pregiudizi, andare a ridefinire le cose invece che andare a rimescolare i pregiudizi come talvolta si fa, no? Esatto. Invece noi cerchiamo di ripensare determinate cose e ragionarci insieme. Quindi partner multiplo vuol dire c'è proprio un pregiudizio solitamente nel fatto che, ad esempio, qualcuno possa pensare che sia sbagliato, che per un sesso piuttosto che per un altro, quindi possa avere un significato diverso, però noi vogliamo capire un po' quali sono il senso, la funzionalità, quale può essere l'utilità di i tempi nell'avere appunto più rapporti con più persone, perché vogliamo vedere un po' l'esperienza dei nostri ragazzi. Accade nella vita, ci guardiamo intorno e quanta gente sopporta faticosamente, a volte anche storie parallele, piuttosto che scegliere dopo una lunga frequentazione con più persone quale è la compagna o il compagno più adatto. Quindi è vero, ci sono un sacco di pregiudizi, però noi partiamo dal presupposto che se le cose accadono nella vita quotidiana, evidentemente una loro funzionalità ce l'hanno. Esatto. Quindi bisogna un po' capire se è una necessità, se è una ricerca di conferma, se è la paura di legarsi invece a una sola persona nell'attesa di trovarne una migliore, oppure nella paura di sbagliare la scelta. Questo accade, non si parla solo di coppie effettive che vanno nei locali di scambisti, assolutamente, si parla proprio che è una forma di assolutamente di espressione, però si parla anche di persone che si organizzano la settimana, lunedì con lei, martedì con quell'altra, mercoledì con quella che viene apposta da città X per venire a trovarmi, insomma, che cosa soggiace dietro questi comportamenti? Vediamo, per me sono molto palesi, nel senso che ho una mia visione delle cose, però mi interessa sapere quello che ne pensate voi, se vi è mai capitato, se abbiamo una coppia che sta insieme, quindi
probabilmente avrà il suo punto di vista. Voi accettereste mai di essere una del gruppo? Sapendo appunto, ci sono delle persone che consenzientemente accettano di frequentare sporadicamente qualcuno sapendo che quel qualcuno ha già delle frequentazioni, anzi scatta la sfida, io me lo porto a casa, cioè con me alla fine sarò io la vincitrice, e viceversa l'uomo quando conosce qualcuna che è già impegnata o che sta già frequentando qualcun altro, magari un amico, si mette da parte oppure anche lui accetta la sfida e vediamo che succede. Vediamo. Chi ha il microfono? Allora, secondo me in una storia seria è una questione più che altro di rispetto per l'altra persona, cioè scegliere di non andare con altre persone all'infuori del proprio fidanzato o della propria fidanzata. Possono esserci relazioni ma se a te capita di incontrare un uomo, un ragazzo che ti piace e sai che sta uscendo con X, tu sta ragazza non la conosci, non è una tua amica, non è una tua parente, e dici, boh, a me lui piace, mi fa la corte, magari nella tua testa pensi anche che non sia così interessato a lei, se evidentemente sta facendo il filo anche a te. Okay. È un deterrente così forte, pensi che sia davvero una questione di rispetto? Io ne sento un sacco di persone che in realtà si ritrovano dopo 2 o 3 mesi a sapere che il proprio compagno ha una vita o ha magari una famiglia. E mi pare che vadano anche avanti nel rapporto, quindi non parliamo sempre di filosofia, parliamo del concreto, queste cose esistono. No, ok, esistono, però penso che cioè, se tu hai un rapporto con una persona, la devi conoscere. Se la conosci non vieni a saperlo dopo 3 mesi che magari ha un'altra vita. Tu sottovaluti, cara Serena, il potere dell'organizzazione. Ok, però cioè, dovresti fidarti. Che ne sai, Anche... magari questo si inventa, magari ti dice, guarda, mi piaci tanto, però effettivamente, guarda, l'unica davvero cosa a cui io non posso rinunciare è il calcetto con gli amici il venerdì sera. Che ne sai in realtà che non si prende un bel treno, non si mette in macchina e va? Cioè, la base della conoscenza è anche una questione di fiducia, quindi molto spesso noi evitiamo di fare domande a prescindere. Quindi le cose a volte capitano e si sanno anche dopo. Però quello che mi interessa sapere, se tu sapessi all'inizio che questa persona ogni tanto frequenta anche qualcuno, sarebbe un deterrente così forte per non iniziare una conoscenza nei suoi confronti? Io onestamente non ci uscirei. Non ci usciresti? No, perché magari cerco una relazione seria. Se invece non cercassi una relazione seria, probabilmente va bene, lo mettiamo in chiaro all'inizio. Tu vuoi uscire con altre persone, io esco con altre persone, ce lo diciamo, esco anche con te, non c'è nessun problema. Poi... Però questa, come insegna il buon John Gray, è già la parte dell'esclusività, nel senso che tu hai frequentato una persona che potenzialmente sta andando a zippettare un po' in giro e a un certo punto decidi di frequentarla in maniera esclusiva. In realtà, a quanto si dice, nella frequentazione, nella conoscenza, la parte di frequentare qualcuno che potenzialmente vede, fa dei confronti anche altrove, non è sbagliata, anzi, pare sia addirittura un buon inizio di relazione. Sentiamo Nicole, che vedevo che scuoteva la testa, che mi rimproveri sempre che non leggo il linguaggio non verbale. Bravo Emilio, stiamo imparando. Sto imparando. No, io credo che siano appunto 2 situazioni diverse, quella che diceva Serena, del fatto di avere una relazione seria, stare insieme, io e te, me, basta, finisce lì, e la fiducia, tutto quanto, il venerdì al calcetto, cioè, è tutta un'altra cosa rispetto al fatto di esco un giorno con te, un giorno con un altro. Secondo me, cioè io, per come sono io, la inizierei anche una relazione, conoscenza, come la vogliamo chiamare, con una persona che so com'è a priori, so che esce anche con altre ragazze, lo mettiamo in chiaro subito, io so come sei tu sai come sono io.
E poi Cioè, quello voglio che dire, succede, appunto, c'è più sì, è fisiologico molto questo, prendere le cose no? più Anche alla perché non è leggera che e conoscerla tu comunque incontri questa una persona in persona. discoteca Sì. o al cinema o da qualsiasi altra parte e ti stai scrivendo il suo curriculum vitae, cioè se Sì, questo buona grazia dopo 3 giorni ti chiama per uscire e non credo che insomma la prima occasione tu lo tedi dicendo senti ma qua io No. voglio le cose serie, quindi normalmente ci No, si conosce e infatti, poi si vede. prendere le cose un po' più con leggerezza, voglio dire. Anche perché l'uomo al Sì, ma- primo bagno che trova, se non c'è, se lo inventa, ti molla lì con borsa Sì, e appunto. cappotto. Quindi non lo so. Per come sono io, Senti, io Serena lo vuole conoscerei. specificare il suo punto di vista. Intendevo, cioè, se la relazione è già avanti e cioè, si è messo in chiaro, io sto con te, tu stai con me, ok. Poi vabbè, anch'io, cioè, non pretendo che tu esci con me la prima volta e basta, siamo io e te e basta. Si conosce più persone e poi quando... Ok, quindi tu stavi già parlando Della stiamo insieme da relazione più 5 anni evoluta. e scopro per caso che ne hai altre 7 sparse nei 7 esatto. capoluoghi delle 1000. Ho Lì capito. magari no. D'accordo, ci siamo, erano proprio eccezioni diverse, allora va bene. Luca, quante ne hai impollinate contemporaneamente? Di fiore in fiore così svolazzante. A me per assurdo non mi piace, sono un po' pigro. Vedi? Oh, ma ben vengano i Faccio pigri, leva su un caspita. difetto io. Perché pare che Sono i pigri ce li pigro, abbiamo solo noi. quindi uno alla volta con calma, cioè tanto. Ecco, su questo, fuori dallo studio, prima chiacchierando, Era c'era d'accordo Pietro anche che Pietro, ci ha, sì. ci ha dato ci ha regalato un'immagine molto precisa. La vuoi ripetere? O aggiungere anche altro su No, questo prima argomento? stavo dicendo Emilio, fondamentalmente lui chiedeva a me di come mi comporto e ho sempre detto, a parte adesso che sono felicissimamente accompagnato, non lo dico perché c'è la mia compagna qua, però no, sì certo, è normale, meno male si litiga. normale il contrario. No, dicevo prima, io sempre come quando si prende il caffè, sempre una alla volta, no? Anche perché è un suicidio, più di una alla volta, c'è veramente da volersi male sostanzialmente, a mio modesto E parere. un suicidio fisico? Un suicidio fisico e anche mentale, anche Mamma mia. psicologico. Già, sopportarne Anche uno, perché immaginiamo. ricordarsi 2 nomi, poi 3 addirittura, è un macello. Ecco, vabbè. Fatti una Classico, domanda, questo è un fatti una classico. domanda, dati una risposta. Ecco, e in questo potremmo andare a vedere la differenza, no, tra uomo e donna, no, nella famosa, diciamo, punto di forza delle donne, cioè il multitasking. Voi avete questa pigrizia oppure invece avete la capacità di poter reggere più Ma partner? io volevo solo farti no, non volevo fare un appunto, volevo solo fare una precisazione. Dal discorso, come è nato il discorso inizialmente, se parliamo di un rapporto di coppia in cui uno dei due o tutti e due sono multitasking, sostanzialmente per dirla in informatica, è un paio di maniche, quindi parliamo della fiducia, dell'amore, di una serie di sovrastrutture culturali. Se parliamo invece in generale, io direi che ci sono 2 fattori che concorrono. Il primo che è quello animale, quello più basso, siamo comunque degli animali, quindi ogni uomo se vede una bella donna ne è attratto, ogni donna se vede un uomo che le piace ne è attratto. Che poi dopo questo non sfoci in una storia, rapporto o anche semplicemente in un'avventura di una sera è un altro paio di maniche. Questa fa parte della sovrastruttura culturale e fa parte presumibilmente del rapporto che una persona ha prima di tutto con se stesso. Assolutamente. Ecco, prima ancora che non con un'altra persona, con la persona con cui sta. Ho conosciuto nella mia vita persone che hanno deciso coscientemente di non avere mai un rapporto stabile, serio, proprio perché conoscendo se stessi e sapendo che non avrebbero potuto curare il rispetto di un'altra persona che avesse chiesto l'esclusività di questo rapporto, non l'hanno nemmeno iniziato. Tutto lì. E questo è un atteggiamento anche sincero, perché io dico Esatto. sempre, la donna non è fatta per forza, per copulare, sposarsi, fare figli, eccetera, eccetera, è l'uomo altrettanto per portare i pantaloni in un nucleo familiare. Quindi molto spesso il dramma nasce proprio da questi preconcetti che noi abbiamo, dove la donna cerca l'uomo della vita e altrettanto
l'uomo deve accompagnarsi della donna angelicata ideale. E invece vediamo tutti che, soprattutto ai tempi più moderni, ma anche prima, solo che si diceva meno, comunque le persone sopportavano di più, noi siamo tutti belli sfaccettati, quindi secondo me la base di tutto è la sincerità, cioè ammettere con se stessi che cosa stiamo cercando. E magari cerca, trovi quella a cui va bene lo stesso, perché come te. Perché anche adesso i piani maschio o femmina su via non funzionano più. Come giustamente hai detto tu, io lo dico sempre, quando due persone escono insieme vuol dire che l'interesse è da entrambe le parti. Poi che lei se la tiri un po' di più e non vada subito al sodo è una questione di cliché, punto e basta, esatto. Di buona creanza, però quello vogliamo tutti. Certo. Ok. Però volevo fare una domanda al gruppo, che avere più partner o aver avuto molti partner nel corso della vita, secondo voi è veramente un elemento che decreta una maggiore esperienza? E se lo è, quando? Posso rispondere io? Sì, sì, no, certo, vogliamo sentire tutti. Io ho avuto qualche partner nella vita e l'ultimo è ovviamente lui. Ogni partner è diverso, ogni esperienza è diversa, ogni esperienza è secondo me unica, quindi all'esperienza precedente può esserci qualcosa di similare, ma non sono uguali i rapporti, perché le persone sono diverse e quindi anche per me l'atteggiamento interno di ognuno di noi, delle persone che si frequentano, può essere, diciamo, cambiato dal rapporto precedente, quindi non darei un cliché anche a questo tipo di condizione. Personalmente credo che se si arriva, e questo secondo me è il punto, allora se noi consideriamo un rapporto stabile da anni e se si arriva a decidere, questo è un mio pensiero ragazzi, pensatelo come assolutamente, siamo è qua un mio per pensiero. questo. E se si decide a un certo punto di avere il multitasking e quindi a questo punto di avere un'altra relazione, vuol dire che si è cambiati dentro, è cambiato il rapporto e allora c'è qualcosa a cui bisogna pensare. Se si è attratti da un'altra persona vuol dire che c'è stato un cambiamento o in noi o nel rapporto, non importa dove, ma c'è un cambiamento. Nel momento in cui c'è un cambiamento bisogna capire dove porta questo cambiamento. Se però questo è un cambiamento che si va di fiore in fiore, allora bisogna capire anche altre cose. Però c'è quel periodo fisiologico, per esempio, della vita dopo una relazione decennale, ma anche più breve, per carità, si passa il momento di scorribanda, quindi vado veramente lì, vado là, è come un po' riprendersi i propri amici, esco qua, cioè, pensi meno alle responsabilità perché è una sorta di catarsi. Cioè cosa succede? Questo capita non soltanto agli uomini, capita anche alle donne, cioè è un momento di ricerca di conferma. Parlo da divorziata, ok? Quindi nel momento in cui ho deciso e ho preso questa decisione, personalmente nella mia mente ormai, anche se ero già ancora, coabitavo col mio ex compagno, avevo già delle idee diverse, quindi cercare una relazione vera e propria nella mia personale esperienza non l'ho cercata. Ho cercato principalmente di lavorare su me stessa, di capire davvero dove volevo arrivare. Poi frequentando più persone? Frequentando non da un punto di vista fisico, ma frequentando altre persone per una sorta di crescita personale, per cercare anche forse di sdrammatizzare forse una situazione pesante che avevo vissuto, ma lì dipende dal vissuto della persona, secondo me. Certo, però io mi chiedo, lo chiedo un po' in generale, quando una persona incontra in discoteca o in un posto pubblico qualcuno che potenzialmente può piacerle, ti metti lì a chiacchierare e questa persona già ti annuncia che non è periodo. Ah no, non è proprio periodo, mi sono appena lasciato, non è passato l'anno canonico della ripresa dei pezzi, eccetera, non è periodo, mi voglio solo divertire.
Io questa cosa l'ho sempre accomunata un po' al popolo maschile, ho sempre detto vabbè, la scusa per non prendersi in realtà sul serio. Poi, avendo finito io una storia molto lunga, mi sono resa conto che non intenzionalmente questa cosa è fisiologica, davvero accade. Quindi, che non vuol dire giustamente andare a zippettare in giro di fiore in fiore, però vuol dire anche imparare a metterti a confronto con gli altri, riabituarti agli sguardi altrui, ritrovare conferme anche con atteggiamenti che magari il rapporto di coppia non ti permette perché sei più concentrata verso l'altro. E questo va bene. Il problema è quando tutto pare andar liscio, ma in realtà tu hai bisogno di trovare queste conferme anche in maniera empirica, quindi effettivamente capita che ti metti a frequentare più persone. Cioè questa possibilità permette secondo voi una scelta più mirata, cioè frequento 10 così per la legge dei grandi numeri, vediamo quale mi va meglio, oppure è una presa per il culo, davvero, cioè è un frequento tutti così non conoscendo bene nessuno riesco a star solo, perché questo in realtà perché nella frequentazione normale di più persone, uscire, amici eccetera, non ci sarebbe niente di strano. E il problema è quando ti ritrovi con persone anche con una certa età eccetera che frequentano indistintamente più gente, perché? Ma anche i ragazzi soprattutto hanno paura di impegnarsi e quindi si nascondono dietro questo dito. Pietro, prima che tu che inizi sicuramente il tuo intervento, diamo la pubblicità e ci vediamo tra un attimo.